Ciao a tutti, come ormai sapete ho subito un intervento chirurgico molto impegnativo e per la prima volta ne parlerò a tutti. Dunque scusatemi la difficoltà perché l'emozione è tanta, le cose sono molto personali. Scusate anche se ho un po' il fiato rotto perché insomma mi sto ancora riprendendo, se la sto mettendo tutta mi sto riprendendo. Da dove iniziare? Qualche anno fa mi hanno diagnosticato un problema al cuore, niente di nuovo per chi porta progeria, noi sappiamo che la progeria porta a questo, dunque non siamo mai preparati, però questo è. 2 anni fa si è aggravato a tal punto che non sapevamo quando il cuore si sarebbe fermato. E non sapevo personalmente cosa aspettarmi, non sapevo niente. Lo racconto un po' storicamente per dare un'idea di quello che è stato. A Boston, dove sono seguito per il clinical trial, un'equipe si è attivata subito per studiare il mio caso, per capirlo a fondo, e le opinioni erano divergenti. Si era prevista un'operazione a cuore aperto, con cuore fermo, molto rischiosa, e metà dell'equipe consigliava di non farla, metà dell'equipe consigliava di farla. Ecco, da paziente mi sono trovato in questa situazione ma loro erano pronti, dunque se io avessi voluto avrebbero agito. Ho deciso di aspettare un po' per capire un po' di progetti che mi stavano a cuore e poi, grazie a Giovanna Lattanzi e Stefano Squarzoni, che sono 2 ricercatori che collaborano con noi, con la nostra associazione da anni, siamo venuti a conoscenza di Francesco Musucci, questo chirurgo che al San Camillo Forlanini di Roma compie dei veri miracoli. Ci siamo conosciuti e lui mi ha parlato di una nuova possibilità, di un intervento senza previtorace, da una cavità nelle coste, eseguito completamente a cuore funzionante. Una cosa incredibile, tanto che a Boston, dove sono seguito subito, era stata considerata ma scartata. Ci sono parlati e hanno visto quanto il prof. Musumeci era preparato, quanto il prof. Musumeci ha voluto imparare sulla progeria, e a un certo punto hanno detto che tu sei la persona giusta per fare questo tipo di intervento. E l'ha fatto. Insomma, non si sapevano i rischi, neanche in questo caso. Si sapeva che i rischi erano molto alti, che era l'ultima spiaggia. Ecco, ho affrontato l'operazione senza troppe paure, solo con la giusta preoccupazione, e ne sono uscito, è andato tutto per il meglio. Dunque mi hanno cambiato la valvola aortica e mi hanno fatto un'angioplastica all'ocoronaria. È difficile spiegare quello che provo adesso, per tanti motivi. Il primo è perché finalmente, per la prima volta, su di me, dunque personalmente è veramente toccante, ma per la prima volta c'è una possibilità per ragazzi con progeria che incontrano i problemi della progeria. Finora la nostra ricerca è stata volta a trovare farmaci che rallentano ma che non curano. Qui invece c'è stata la rivoluzione. Per la prima volta a livello scientifico si sa che si può fare qualcosa. Un altro motivo per cui sono veramente orgoglioso è che noi abbiamo conosciuto Francesco Musumeci grazie a dei ricercatori che collaborano da anni con noi. Dunque la nostra associazione è stata ancora una volta il collante
che ha permesso di rendere possibile tutto ciò. Un altro motivo per cui vado orgoglioso, e qui sono un po' patriota, è che questa speranza è stata creata, diciamo, in Italia. Una speranza che veramente non è possibile immaginare prima dei terrori. Siamo orgogliosissimi perché la nostra Italia è sbeffeggiata, insultata, irrisa, e lei come una dea alza sempre la testa più bella di prima e fa vedere a tutti le proprie potenzialità. Questo dunque è un messaggio di speranza per tutti noi. Che faccio nomi, però uno su tutti sì, è Leslie Gordon, che è un po' è la mamma di Sam, mio caro amico, e la mamma un po' di tutti noi, e in lei ringrazio tutti. Da credente infine ringrazio Dio che ha vigilato su tutto e che ha voluto che tutto andasse bene.